Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutte, care sorelle. Saluto però anche tutti coloro che attraverso le frequenze di Tenda TV seguono questa celebrazione in questa seconda domenica di Quaresima, una Quaresima davvero singolare e strana, in cui non siamo in grado di celebrare l'Eucaristia nelle nostre chiese parrocchiali, e tuttavia una Quaresima che ci invita ad un digiuno particolare, il digiuno di una celebrazione eucaristica che però può diventare occasione di desiderio, di preghiera, di riscoperta della relazione con il Signore nelle nostre famiglie, ma nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di noi. Prepariamoci a vivere bene questa celebrazione, anzitutto mettendoci davanti al Signore con grande fiducia, un atteggiamento di grande disponibilità come terreno buono e accogliente nei confronti della Sua parola, ma anche con pentimento sincero. Chiediamo umilmente il perdono e la misericordia di Dio nostro Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rete la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: «Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo». Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Le vesti candide e il volto splendente, queste 2 immagini, ci fanno venire in mente la misteriosa figura del Figlio dell'uomo, glorioso e vincitore, annunciato dal profeta Daniele. Il ricordo di questa figura ci rivela che Gesù, incamminato verso la croce che ha già annunciato ai suoi discepoli, è in realtà il Signore, il risorto. La via che Gesù sta percorrendo nasconde un significato pasquale, ma si tratta di un anticipo fugace e provvisorio. La strada da percorrere rimane ancora quella della croce. E difatti i 3 discepoli prediletti, chiamati a vedere in anticipo la gloria di Gesù, sono i medesimi che nell'orto dei Getsemani saranno chiamati a vedere la sua debolezza. Potremmo dire che proprio per aiutarli a sopportare lo scandalo di quella debolezza di cui saranno spettatori, e proprio per aiutarli a superare lo scandalo di questa debolezza che Gesù li porta a vedere la luce del suo volto trasfigurato. Mi è venuto in mente, preparando l'omelia, il verso in dialetto veneto di un nostro poeta locale, non sono sicuro, ma mi pare sia Luciano Cecchinel, che una persona proprio ieri sera mi ha ricordato. Lu ricama e noi altri vedemo solo i grop. Sappiamo bene che se guardiamo ricamo dall'altra parte vediamo soltanto una confusione di fili e di groppi. E quando guardiamo alla nostra vita possiamo avere spesso proprio questa impressione scoraggiante e desolata. La figura quotidiana della nostra vita molto spesso ci può dare questa impressione confusa e contraddittoria, un groviglio di fili e di groppi che si intrecciano senza un senso apparente. Ma anche se guardiamo la vita della Chiesa e se guardiamo la vita della nostra umanità, con quello che stiamo vivendo in questi giorni, quanti groppi, quanta confusione vediamo. Abramo, di cui si parla nella prima lettura, ci insegna. Abramo era pastore, non aveva una casa, ma solo una tenda, non aveva terra sua, ma solo pascoli provvisori
che doveva progressivamente abbandonare quando l'erba veniva a mancare, o quando arrivavano pastori più potenti, o quando si impiantavano gli agricoltori che lo cacciavano da quel territorio. Abramo, da quello che i suoi occhi e la sua mente potevano vedere, doveva riconoscere che la figura della sua vita era proprio triste, era quella di un vagare senza senso, di una perpetua fuga, di una interminabile rinuncia. Fino a quando? Se ci pensiamo, non assomigliamo anche noi, almeno un po', e forse anche parecchio, ad Abramo? Gente in fuga che di giorno in giorno deve rinunciare a questo o a quell'altro, per ogni anno che passa c'è qualcosa di più che diventa impossibile, se non altro per l'aumentare dell'età. Il cammino della nostra vita appare, almeno da una certa età in poi, come il declino, l'abbandono. Ma un giorno la fuga di Abramo fu trasfigurata. Sì, il suo cammino cambiò senso, non gli parve più come la via di un interminabile vagare, ma come la via che conduce ad una meta. Il Signore gli parlò e quella parola trasfigurò la sua vita. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Abramo certo poteva pensare che quella voce fosse un'illusione, invece credette a quella voce e di nuovo partì, ma questa volta come gli aveva ordinato il Signore e non come lo avevano costretto a fare le tristi necessità della vita. Con gli occhi della fede, per usare l'immagine del poeta, con gli occhi della fede vide il ricamo che il Signore stava componendo nella sua vita. Non vide più soltanto i groppi, che pur restavano, ma comprese l'esistenza di un progetto. Si fidò della promessa contenuta in quel progetto e partì. Un popolo, la terra, una promessa. Parola di Yahweh, dice il canto che tutti conosciamo. Anche Gesù fuggiva. In quel punto della sua vita di cui ci ha parlato il brano del Vangelo, Gesù era un fuggiasco. Respinto da incredulità e ostilità crescente, inizialmente aveva dovuto lasciare le sinagoghe e le città divenute troppo inospitali per predicare ormai solo nelle campagne. Poi aveva dovuto lasciare la stessa Galilea, la sua terra di origine e luogo di tutta la sua iniziale predicazione. Ormai aveva rivolto i suoi passi verso Gerusalemme, ma anche da questa città lo avrebbero cacciato. Lo crocifissero fuori delle mura. Gesù sapeva tutto questo e anche lo diceva a chiare parole ai suoi che erano disorientati perché non capivano questi annunci della sua passione e morte. Ma questa non era tutta la verità. Anzi, era solo la figura più esteriore, certo più appariscente, ma anche più caduca della verità. Erano i groppi che nascondevano il ricamo. Per aiutarli a conoscere il ricamo, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Quello che l'Evangelista racconta a proposito della luce del suo volto e del candore delle sue vesti è solo un tentativo assai limitato e imperfetto per dire ciò che è impossibile descrivere con parole umane. Più significative sono le parole di Pietro: Signore, è bello per noi restare qui. Ciò che essi videro parve a Pietro così bello da desiderare di fermarsi per sempre e fissarvi lo sguardo per sempre. Ma la parola di Pietro, abbiamo sentito,
è come cancellata dalla nube che li avvolge nella sua ombra e dalla voce che pronuncia il senso di quello che vedono. Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo, e cioè obbeditegli, seguitelo, fidatevi di lui, affidatevi alla sua parola, come a dirci: non devi cercare di impossessarti della luce che brilla sul monte, del ricamo completo che ti è donato di intravedere per un momento. La sua luce brilla per un attimo solo e svanisce, e tuttavia lascia una parola, una promessa, una certezza che rimane per sempre e che ha il potere di trasfigurare il cammino che sei chiamato a fare verso Gerusalemme dietro a Gesù. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce e mi segue. La croce sembra un groppo, e che groppo, ma non è l'ultima parola. C'è un ricamo anche attraverso quel groppo. Dovremmo interrogarci a questo punto tutti, voi care sorelle, ma tutti coloro che mi ascoltano, io stesso, e domandarci quali trasfigurazioni noi stessi abbiamo avuto il dono di vedere e continuiamo magari a vedere nel cammino della nostra vita. Momenti fugaci e magari presto dimenticati, in cui però tutto appare luminoso, in cui vediamo, o almeno intuiamo, il disegno bello che dà senso alla nostra vita e non vediamo solo i gruppi. Ci sono questi momenti, certamente ci sono stati e ci sono, grazie a Dio. Pensiamo per i bambini, la prima comunione, l'amore della mamma e del papà, per i ragazzi la cresima, per un giovane l'innamoramento, la promessa costituita da un'altra persona, l'intuizione della nostra vocazione, momenti di preghiera, momenti spiritualmente luminosi. Ci sono, grazie al cielo, una confessione particolarmente bella, un ritiro particolarmente efficace e così via, l'incontro con una persona che ci ha aperto una prospettiva, un momento in cui siamo stati perdonati o abbiamo saputo perdonare. Certo che ci sono, forse però non li rimettiamo in memoria, perché magari ci siamo già rassegnati a considerarli come momenti inconsistenti e illusori. Capita. O perché addirittura ci farebbe male ricordarli. Guarda, che bel momento, ma guarda adesso. Ma è uno sbaglio dimenticarli. È uno sbaglio pensare che siano solo inconsistenti e illusori. In realtà sono proprio quelli i momenti in cui si mostra la figura vera della vita, il ricamo che essa nasconde. La parola della scrittura di oggi ci invita a ricordarli, a riscoprire la promessa che essi contengono, credere ad essa, perché il nostro cammino, unito a quello di Gesù, non sia un vagare senza meta, senza senso, cioè un semplice vagabondaggio, ma un vero pellegrinaggio, con una meta, con un progetto che ci è dato di percorrere e di scoprire ogni giorno quello che Gesù ci rivela e ci dona di poter fare insieme con Lui. Il pellegrinaggio verso, usiamo questa immagine biblica, il santuario del Signore, che è la sua dimora per sempre e che qui anticipatamente possiamo intuire, un santuario che certamente ci attende e ci invita nella speranza.
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù ci chiama, come Pietro, Giacomo e Giovanni, a condividere la gioia della sua presenza e a prendere parte alla sua croce e alla sua gloria. In Lui riponiamo le nostre attese, le nostre gioie e le nostre sofferenze. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della gloria, ascoltaci. Signore della gloria, ascoltaci. Perché nel cuore della Chiesa sia sempre vivo l'ascolto della parola ed essa cammini in modo sempre più deciso sulle orme di Cristo Signore, preghiamo. Signore della gloria, ascoltaci. Perché quanti sono posti a guida delle nazioni non si stanchino di cercare risposte competenti ed efficaci alle difficili situazioni che minano la pace e la giustizia, preghiamo. Signore della gloria, ascoltaci. Perché quanti attraversano un tempo di insicurezza, dubbio e paura possano trovare luce nella fede in Cristo risorto e ricevere forza dalla testimonianza di tanti fratelli, preghiamo. Signore della gloria, ascoltaci. Perché le nostre parrocchie si aprano sempre più alla collaborazione con le altre comunità cristiane, unendo le forze e il cuore per soccorrere meglio chi è povero e fragile, preghiamo. Signore della gloria, ascoltaci. Preghiamo per il nostro Paese che sta passando un momento di grande prova, di grande difficoltà, perché il Signore ci doni presto il recupero della salute di tutti, perché protegga coloro che si dedicano agli ammalati, perché dia a ciascuno la forza d'animo e la speranza di non lasciarsi abbattere dalla prova. Per questo preghiamo. Il tuo spirito di fortezza e di unità, o Padre, ci sostenga nel cammino della nostra Quaresima e ci confermi nella speranza della gloria futura promessa del tuo Figlio Gesù, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Umili e pentiti, accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria e chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo
la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare dei defunti Antonio e Giuseppina e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, cantiamo insieme la preghiera del Signore, uniamo le nostre voci, sentendoci in comunione profonda con tutti gli altri cristiani, anche quelli che desidererebbero partecipare alla celebrazione della Santa Eucaristia e in questi giorni non possono farli. Preghiamo insieme dicendo e cantando: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Per la partecipazione ai Tuoi gloriosi misteri Ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare i beni del cielo per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne conclusiva, grazie alle sorelle monache del monastero cistercense che ci ospitano e permettono la diffusione di questa Santa Messa. Un saluto tutto particolare a coloro che ci hanno seguiti e ci seguiranno anche nelle prossime trasmissioni di domani.
C'è un nome per tutti, saluto in particolare il nome di tutti, Francesco di Corbanese, che certamente è in questo momento in ascolto, ma anche tutti gli altri che stanno facendolo. Annuncio che lunedì prossimo 9 è l'anniversario dell'apparizione della Beata Vergine a Giovanni Cigana a Motta di Livenza. Di lì è sorto il santuario che diventa luogo di confluenza di tantissime persone, non solo della nostra diocesi di Vittorio Veneto, ma anche dalla diocesi di Treviso, di Venezia, di Concordia Pordenone, trovandosi in una zona di confine. Noi non siamo ancora in grado di sapere se la sospensione delle Sante Messe anche feriali verrà prorogata. Presumibilmente sì, però non è ancora giunta la notizia da parte dell'autorità civile, perché è l'autorità civile, è stato il governo stesso a intervenire, quindi vedremo se farlo. E tuttavia è profondamente sensato evitare assembramenti, e lì si creerebbe un assembramento molto grande, e quindi proprio per non tentare il Signore, come detto Gesù domenica scorsa alla proposta del tentatore, buttati giù, vedrai che il Signore farà il miracolo, non tentare il Signore Dio tuo, così anche noi non dobbiamo. E quindi ho deciso di fare la celebrazione senza assemblea, a porte chiuse, con i frati della comunità che vivono lì e celebrano regolarmente. Invocheremo la Madonna dei Miracoli, perché è così conosciuta, come ho scritto in un messaggio pubblicato anche sul sito dell'Azione. Noi non possiamo pretendere miracoli, però chiederli sì. Gesù ci ha detto: pregate con invadenza, non solo con insistenza, con invadenza. Quindi noi lo facciamo. Ecco, poi diciamo: Signore, sia fatta comunque la tua volontà, però noi te lo chiediamo, che il Signore ci risparmi da questa prova, da questo flagello che possiamo dire davvero costituito dall'epidemia. Chiediamo la benedizione del Signore su ciascuno di voi. La messa sarà trasmessa, dimentico, dalle frequenze di Tenda TV, quindi saremo ancora insieme per quanti desidereranno sintonizzarsi con quella celebrazione di lunedì sera. Chiediamo al Signore la sua benedizione, che ci accompagni e ci sostenga tutti in questo cammino quaresimale così particolare, ma che può diventare un'occasione, un'opportunità per la nostra conversione. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come il figliol prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore.